Allora, abbiamo il piacere di avere al telefono il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli. Buonasera sindaco, come va? Buonasera Jairo, naturalmente il piacere è tutto mio, un po' stanchi perché sono 7 giorni su 7, orari che sai benissimo che si è impegnati ormai H24 e con tutto il mio staff, la Polizia di Protezione Civile, Forze dell'Ordine, insomma una grande collaborazione, di questo mi rende orgoglioso sicuramente. E beh, decisamente l'abbiamo detto, abbiamo sottolineato anche con gli altri sindaci, voi siete in prima linea. Tra l'altro, volevo chiederle, c'è sinergia? Mi viene da ridere perché ho appena letto la prima pagina del Gazzettino dove il governo smentiva quanto ha fatto Zaia. Quindi c'è sinergia tra potere centrale, tra il governo, tra la regione e voi? La filiera istituzionale devo dire che ogni tanto è un po' inceppata, diciamo la verità, perché comunque insomma già da settimane l'iniziativa della regione su un ambito, il governo che poi prendeva a sé determinati compiti, il DPCM che esce la domenica sera, Zaia che fa un'altra cosa, diciamo che c'è effettivamente proprio una linearità non completa sulla questione. Dopo capisco naturalmente soprattutto i governatori di Emilia Romagna e Lombardia e Veneto che avendo comunque una casistica così elevata e una preoccupazione così alta, capisco che ci sia le buone intenzioni comunque da parte di tutti di cercare di limitare il più possibile quello che è il contagio che in questo momento qua veramente è in una situazione veramente drammatica, direi. Sì, mi sono dimenticato all'inizio di fare la domanda più importante. Ci sono casi di positività nel suo comune? Guarda, noi abbiamo 2 casi di contagio e li ho proprio sentiti, ho sentito le famiglie, anche un contagiato direttamente oggi perché comunque abbiamo un rapporto telefonico costante e fortunatamente sono 2 situazioni, una messa bene diciamo in isolamento domiciliare, non ha quasi più febbre, quindi bene, una persona un po' più anziana che è in ospedale però non in terapia intensiva e che comunque sta discretamente, diciamo bene è un'altra cosa, però discretamente rispetto ad altre situazioni, insomma sappiamo benissimo che in provincia di Rovigo fino a questo momento incrociamo le dita, tocchiamo quello che dobbiamo toccare, fortunatamente diciamo siamo a livelli anche rispetto ad altri direi buoni, insomma. Ecco, pensa anche lei che il valore aggiunto del nostro territorio, che è un territorio non così di alta densità industriale, possa averci aiutato, riscontrando che in Cina e in Lombardia sono tra le zone più popolate e popolose per quanto riguarda le aziende industriali. Possiamo... Direi anche forse la densità proprio di abitazione, sai, più che il discorso legato esclusivamente a una questione industriale, probabilmente anche il fatto della densità di popolazione, quindi tanti paesi staccati e non a densità abitativa così alta, probabilmente ha ridotto il contagio diretto, perché comunque insomma anche Portotolle ha quasi 10.000 abitanti, però sparsi in un territorio vastissimo e con insomma diverse frazioni, probabilmente non è una linea di contatto così diretta come hanno magari in certe città o in certi comuni molto più popolosi. Ecco, i suoi cittadini sono disciplinati, stanno seguendo oppure sono abbastanza indisciplinati? Allora, la buona parte, devo dire, si sta tenendo comunque alle regole, poi c'è una parte che insomma bisogna un po' richiamare, paradossalmente ti dirò che forse anche i più anziani faticano un po' di più a capire qual è la situazione, nonostante ho fatto mandare volantini casa per casa, protezione civile in giro con l'altoparlante, cioè con un'attenzione molto diciamo presente e assidua praticamente tutti i giorni, però ti dirò che a volte fanno fatica perché probabilmente non si rendono neanche conto del rischio effettivo, forse non avendo ecco, questo contagio elevato qua, forse lo sentono un po' distante forse, ecco, diciamo così. Perfetto, Sindaco, io la ringrazio, so che era in riunione, ci ha dato i 5 minuti e è stato gentilissimo. No, volevo sottolineare, come sottolineiamo con tutti i sindaci che abbiamo rapporti e ci confrontiamo e sentiamo, che voi siete in prima linea ed è il presidio più importante. A proposito dei presidi, le famose mascherine sono arrivate? Le mascherine ci hanno proprio detto oggi che ne sono arrivata una parte
protezione civile provinciale che li distribuirà, quindi domani probabilmente riusciremo, penso domani, dopodomani, nei primi giorni della settimana ad avere buona parte o comunque il primo lotto poi da distribuire alla popolazione. Chiaro che non si aspettino la gente numeri esorbitanti e stiamo cercando di provvedere anche noi direttamente, anche proprio per i volontari, per le polizie locali, penso anche a quelli che hanno le attività. Dopodiché io lo ripeto sempre a tutti che le buone prassi e quindi la distanza del metro, il lavarsi le mani eccetera aiutano di più anche della mascherina, insomma, se nei casi specifici, ecco, insomma, non è che bisogna girare per forza. Io per esempio non l'ho ancora usata, però non è che si deve correre, ecco, non abbiamo questo panico, questa fobia, cerchiamo di utilizzare al meglio quello che abbiamo e dove non c'è di utilizzare la buona prassi, che ripeto è sempre la cosa migliore, compreso che è molto importante lavarsi le mani in maniera accurata, cosa che spesso e volentieri forse sembra una cavolata, no? Sembra una cosa magari detta così, ma effettivamente aiuta tantissimo perché è comunque un trasporto di microbi molto importante. Sindaco, la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, complimenti ancora e auguri a tutti noi polesani e a tutti i suoi concittadini. Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, a presto, buona serata.